ecco, secondo te che tu ti occupi come Caritas dal fenomeno dell'immigrazione e da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista operativo pratico, c'è suggerimenti, c'è indicazioni puoi studiare voi ainda nelle nostre friuli, nelle nostre comunità per affrontare meglio e con più lungimiranza ecco, che il tema qui che sarà anche il tema del futuro, uno dei temi del futuro. Io penso un po' che richiamando anche l'invito che hanno fatto il Papa tra le ultime encicliche, che noi quindi viaggi, le nostre cure, i nostri pensieri, hanno una lettura di ciò che sta avvenendo al mondo. I migranti che arrivano in noi, possono stare in cassetti, ci danno un piccolo spieli di ciò che sta succedendo al mondo e quindi ci danno la possibilità di avere un contatto diretto con la realtà che va di fronte a UE, di domani anche in modi puri e di cui ho una grossa parte di responsabilità se non altre per ciò che segna il tocco di mondo che ha più risorse e più possibilità di intervento. E la Chiesa europea sarebbe che di Crodi deriva a fermare chi sta in che si sposta perché la condizione di partenza sedi per questioni di guerre o questioni politiche oppure per motivazioni di tipo economico, ambientale, sociale e sono talmente pressanti che è impossibile fermarli. Di fronte a una alte probabilità di morire, tutti accettano il rischio di morire dalla prospettiva di una speranza di una vita migliore. Non si che il cantone di mondo, dove questa speranza di vita migliore, loro vedono che è possibile. O quindi vedi questa consapevolezza, senza crodi che non saremo in grado di cancellare questo fatto o di obbligare questo ente a restare dal rischio di vita di dove che partissimo. Se invece te ho accettino che forse te vuoi come vuoi la sfida che quindi affrontare insieme è proprio te che di costruire un mondo più giusto e più a misure umane, allora ho un gruppo di risorse intellettuali, tecnologiche, culturali, anche etiche, mi viene di dire, come Europa, per poter fare il nostro tocco. Dopo che vi fate la nostra parte e vi voi tal bene e tal male a fare il mondo che voi voglio dire, che non è il risultato di quel che hanno fatto gli altri, ma anche il risultato che vi mette dentro noi. In tutto questo, credo che quindi la roba più importante sia di avere la consapevolezza che non stiamo subendo un fenomeno che in qualche maniera o varesse in voglia di tenere fuori le porte di chiesa, ma che o si interpellati di questo fenomeno a mettere in mano a tutte che sono le regole economiche, di vita sociale, politiche, di stile di vita tra il rapporto con l'ambiente, tra il rapporto con la giustizia, tra i popoli, tra le persone, in modo che la int non si obbligare a schiampare via la vita per venire a cercare un posto là che non si muore. Ecco. E a non di pensare ti ringrazio per la disponibilità e anche per il servizio che tu non sai dite. Mandi Mandi. a lui. Mandi.